Ecco il fermo della polizia locale di uno sbandato dell'Est Europa, completamente ubriaco, ripreso in diretta dalle nostre telecamere. Per decenza non mostriamo la scena in cui urina davanti ad uno dei lampioni della luce in pieno giorno, accanto a noi e alle tante persone presenti in quel momento. Venezia, stazione dei treni, sono da poco trascorse le 12 quando, durante il nostro collegamento di pranzo, sempre in diretta, il disturbatore, 35 anni dall'ex Repubblica Ceca, ci si avvicina con piglio deciso. Armato, diciamo così, di bottiglia di vetro di vino rosso da cui continua a bere, ci insulta in inglese e ci mostra pure il dito medio alzato in segno di spregio. Cerchiamo di fermarlo, purtroppo senza successo. Grazie e la linea torna allo studio, grazie. Ubriaco è la terza bottiglia di vino che beve da inizio giornata e sembra pure con tracce di sostanze stupefacenti nel sangue, si scoprirà in seguito. Fermato e circondato da ben 3 agenti e 2 guardie giurate, verrà portato con la lancia dalla polizia locale alla Smart Control Room per ubriachezza molesta e sanzionato con un'infrazione amministrativa per aver urinato in pubblico. Poco prima Monica Poli, Comitato Cittadini Non Distratti, denunciava l'ennesimo episodio di criminalità in città con il borseggio sventato da un gruppo di commercianti con le 3 giovani borseggiatrici accerchiate da cittadini e turisti e riprese in lacrime. Domenica invece a San Tomà depredata pure una suora. È stata borseggiata addirittura una suora. Ormai la città da un paio di giorni è presa sotto assedio, da minori, da bande, uomini, donne, c'è di tutto. Addirittura queste vanno nei negozi e rubano. Abbiamo un negozio vicino al bacino Orseolo dove entrano, si prendono le shopper bag, si mettono dentro tutti i vestiti e scappano. Qui si stanno violando tutti i diritti costituzionali per la sicurezza, qui i giudici devono mettere mano.